Rapina nel cuore della notte ad Asolo, nella casa di fratello e sorella, minacciati con pistole e coltelli, entrambi sono sotto shock, ingente il bottino, indagano i carabinieri. $8.500 furti in un anno nella Marca è uno dei tanti dati che emergono dal bilancio dei carabinieri, 20.000 reati in generale, in un caso su 4 i responsabili vengono identificati. Il video girato in cella da Ade e Ozuna, accusati dell'omicidio di Francesco Favaretto, è finito in procura, sequestrati dalla polizia penitenziaria alcuni cellulari a Santa Bona all'ispezione del Ministero. Delitto della Baita al Lago, la rissa e l'omicidio di Lorenzo Cristea in un video ripreso da una ragazza. Lite furibonda questa mattina davanti ad un bar di Ponte della Friula, spunta anche un coltello, protagonisti 2 uomini, denunciato un marocchino. 3 cittadini egiziani sono stati denunciati dai carabinieri perché ritenuti responsabili delle molestie nei confronti di una 27enne sabato sera in Riviera Santa Margherita, a Treviso. Operazione Fiumi di Legambiente, sotto la lente di ingrandimento lo stato di salute di Livenza e per la prima volta anche Monticano. Buona la depurazione, ma preoccupano i PFAS. Non spacchiamo l'Italia, ma facciamo l'interesse dei territori. Le parole del presidente Stefani a Roma per la legge sull'autonomia. Intanto la Lega perde altri pezzi, se ne va il deputato vicentino Eric Pretto. Gli amici della bici di Caffriè in partenza per un pellegrinaggio in bicicletta. L'obiettivo è raccogliere fondi per i bambini della scuola materna in memoria di Don Edi Savietto, morto a 51 anni. Buonasera, ben ritrovati, edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca con la notte di terrore vissuta ad Asolo. Sono stati minacciati con coltello e pistola 2 anziani fratelli. 3 ladri sono entrati in casa nel cuore della notte, chiusi in una stanza, ingente il bottino, gioielli e €900 in contanti. Una rapina a mano armata nel cuore della notte in questa villetta di via Castellana tra Casella e Villa d'Asolo, dove vivono 2 ex insegnanti ultra settantenni, Paola e Guido Furlanetto. 3 persone, 2 armate di coltello, 1 armata di pistola, sono entrati in casa. Il cancello era verosimilmente aperto, come spesso pare venga lasciato dai proprietari. Sono entrati chiedendo di consegnare tutti gli averi, il denaro e gli ori presenti, sotto appunto la minaccia delle armi. La signora Paola è riuscita con freddezza, ma anche con tanta paura addosso, appunto a consegnare tutti gli ori, i gioielli di famiglia e anche una quantità di denaro che adesso è per il calcolo al vaglio dei carabinieri intervenuti nel corso della notte. I 2 fratelli sono ancora scossi, sono tornati all'interno della casa dopo aver rilasciato le testimonianze ai carabinieri. Noi abbiamo raccolto la testimonianza di un vicino di casa al quale la signora, per chiedere aiuto, ha suonato il campanello nel cuore della notte. Era circa l'1 e praticamente la signora, la mia vicina, mi ha suonato il citofono per 2 o 3 volte. Io stavo dormendo, mi sono svegliato, sono uscito, non l'ho vista qua al cancello, mi è sembrata una cosa un po' strana. Poi mi sono affacciato alla finestra, lei mi ha chiamato dal giardino, solo che era al buio. Non vedevo nessuno, sentivo la voce e basta. Gli ho chiesto se stava bene e tutto, mi ha detto sì, vieni a vedere una cosa, vieni a vedere. La cosa mi sembrava un po' sospetta e gli ho detto guarda, chiamo i carabinieri, perché ha detto che gli hanno staccato il telefono. Chiamo i carabinieri e li avviso e aspetta dentro casa, perché sì, mi ha detto sono venuti i ladri. Le 2 vittime, descritte come persone riservate, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni. Stando al racconto di un terzo fratello, non avrebbero subito percosse o violenze fisiche, ma sono ancora sotto shock per quanto accaduto, un fatto inedito nella zona. Avete avuto in zona recentemente o nel passato episodi di furti, rapine? No, in zona, qui nelle nostre case, qui vicino no. Ho sentito sì, in quartieri qui della zona comunque ci sono stati furti, furtarelli, anche da amici miei in passato, però vicino proprio qua no. La zona retrostante è di aperta campagna e non ci sono né strade né altre abitazioni vicine. Il rettilineo di via Castellana, da una parte verso Asolo, dall'altra verso Altivole, è stato per i ladri una comoda via di fuga col bottino. Sul fatto indagano i carabinieri. Torniamo a parlare del video girato in cella a Treviso da Ade e Ozuna, accusati dell'omicidio di Francesco Favaretto. Ha scatenato sdegno e rabbia. Sequestrati dalla polizia penitenziaria alcuni cellulari, il video è finito in procura.
credo che sia dovere delle autorità preposte avviare gli accertamenti e anche le sanzioni, i procedimenti per arrivare alle sanzioni del caso. Così il sottosegretario alla giustizia con delega alle carceri Alberto Balboni di Fratelli d'Italia, che commenta i video apparsi nei social da parte di 2 detenuti del carcere di Treviso. Sarà dunque avviata un'ispezione. Questa è soltanto la punta dell'iceberg, sono centinaia i telefonini in uso nelle carceri italiane. Credo che ci sia una stima che soltanto nel carcere di Napoli siano dai 300 ai 400. Purtroppo sono sempre più miniaturizzati, sempre più difficile individuarli. La soluzione che stiamo studiando da un punto di vista tecnico è quella di inibire il segnale. Intanto sono stati sequestrati dalla polizia penitenziaria trevigiana alcuni cellulari trovati nelle celle dopo i video apparsi nei social dove Ade e Azuna, accusati di aver ucciso Francesco Favaretto in via Castelmenardo, si riprendevano festeggiando e ridendo in carcere. Sono scattati i primi provvedimenti. Non è escluso nemmeno un loro trasferimento. La vicenda è arrivata anche in procura, che aprirà un fascicolo e avvierà le indagini per far luce su questa vicenda. Altra conseguenza è l'iscrizione nel registro notizie di reato, spiega l'avvocato Mauro Serpico, difensore di Ozuna. Per il reato di detenzione del cellulare all'interno della casa circondariale, che costituisce un'autonoma fattispecie di reato per il quale è prevista anche una pena non irrisoria, e quindi la sottoposizione ad un nuovo procedimento penale. Queste le conseguenze di carattere immediato. L'avvocato ha subito chiamato il suo assistito, visto che la bravata avrà delle ripercussioni sotto ogni profilo. Potrebbe costare caro agli autori, ai proprietari dello smartphone e a chi lo ha fornito. La legge vieta l'introduzione e l'utilizzo di telefoni cellulari in carcere. In prima battuta si è dichiarato dispiaciuto per quanto commesso, al che gli ho detto che il dispiacere per quanto commesso non era sufficiente sicuramente a giustificare nel caso di specie un gesto che dimostra la totale immaturità sicuramente del gesto e del comportamento tenuto. Una vicenda che ha scatenato rabbia e sdegno da parte dell'opinione pubblica. I 2 imputati sono accusati di un reato grave, omicidio volontario e rapina aggravata in concorso. E dopo la diffusione del video girato all'interno della cella del carcere di Treviso, la mamma di uno dei detenuti punta il dito contro chi ha postato nei social le immagini. Grazie, tuona la donna, per aver tolto la possibilità a mio figlio di ottenere gli arresti domiciliari. Ma la risposta del diretto interessato non si è fatta attendere, nessuno lo ha costretto a partecipare al video. Suo figlio è maggiorenne, insomma un botta e risposta che rende questa vicenda ancora più surreale. Durissime le reazioni politiche al video in carcere, con una condanna bipartisan. Il giorno dopo la diffusione del video dei giovani indagati per l'omicidio di Francesco Favaretto in via Castelmenardo scatena le reazioni politiche, durissime, stavolta bipartisan. Il sindaco Conte in un lungo post sui social parla di mancanza di rispetto inaudita. Vedere soggetti in cella, scrive, per un crimine così grave, esibirsi in balli, filmati vietati e messaggi come liberi tutti, un giorno usciremo tutti, inshallah, Treviso Gangs, oppure neanche queste 4 mura ci fermano, lascia sgomenti e impone una riflessione profonda. Episodi come questo, continua con l'amaro in bocca, ci interrogano sull'efficacia di quel percorso nei confronti di determinati soggetti. Di fronte a manifestazioni tanto arroganti e provocatorie è difficile intravedere quel cambiamento che dovrebbe rappresentare il presupposto per un ritorno responsabile nella società. Non meno severi i consiglieri comunali di entrambi gli schieramenti. Davanti a questi ragazzini che con impudenza lanciano pure messaggi di avviso ai giudici, alla società, alla famiglia, compresi gli avvocati, e lì andiamo a vedere chi sono gli avvocati di questi ragazzini, lasciano estremamente perplessi. Qua c'è bisogno di una serie di riforme vere, e sono d'accordissimo col sindaco, ma anche con quello che diceva giorni fa il collega Ciammini. Il coinvolgimento delle famiglie, ad esempio, è fondamentale. E parole forti arrivano anche dal centro-sinistra. In cella dopo l'omicidio Favaretto
ballano, cantano e si riprendono. Io credo che sia una cosa gravissima. Primo, chiediamoci come è entrato un cellulare dentro la cella e qua vanno fatte delle ispezioni molto serie. Secondo, io sono per il carcere riabilitativo, ma questa non è riabilitazione, quindi bisogna studiare delle procedure e delle norme affinché i ragazzi imparino un mestiere e non imparino ad essere più delinquenti. Questo video può dimostrare anche che escono con una patente di delinquenti certificata. Questo non deve succedere, quindi ispezioni per quello che riguarda chi ha portato dentro il cellulare e assolutamente ci vuole un percorso di riabilitazione dei ragazzi che devono capire di aver fatto un atto gravissimo e oltre a una condanna severa devono essere anche riabilitati con un percorso molto serio. Il delitto della baita al lago, la rissa e l'omicidio di Lorenzo Cristea in un video ripreso da una ragazza. Calci, pugni e poi fendenti che colpiscono più persone. Una rissa iniziata in discoteca, continuata fuori lungo la strada e terminata nel sangue. In queste immagini riprese dal telefonino di una ragazza, i momenti in cui gli amici della vittima, Lorenzo Cristea, il ventenne di Trebaseleghe, ucciso a coltellate, si scontrano con i due giovani marocchini Badr Rouaji e Tabennani, accusati di concorso in omicidio volontario, tentato omicidio e lesioni personali aggravate. L'11 giugno prossimo inizia il processo in corte d'assise e il filmato sarà proiettato più volte e sezionato frame per frame per dimostrare le differenti linee difensive degli imputati. Da una parte gli avvocati Fabio Targa e Paola Miotti, i legali del 22enne Tabennani, che ritengono non sia stato lui a sferrare la pugnalata ma l'amico Badr Rouaji, 20 anni, difeso dall'avvocato Fabio Crea. Tesi ovviamente opposte, quelle dei legali. Teste a favore di Bennani, Paolo Mazzoccato, un regista che ha visionato il video e cercherà di dimostrare che il coltello non era in mano al 22enne. Secondo la versione degli avvocati, il sangue di Bennani presente sul coltello, spiega l'avvocato Fabio Targa, sarebbe dovuto ad un contatto con il ginocchio del nostro assistito che durante la fase più accesa del confronto con il gruppo di cui faceva parte la vittima resta a terra cercando gli occhiali. In aula sarà ripercorsa quella tragedia momento per momento, dall'inizio della lite all'interno della discoteca alla rissa e all'omicidio in strada a Castelfranco. Momenti di tensione questa mattina intorno alle 9 a Ponte della Priula per una violenta lite scoppiata davanti ad un bar lungo la Pontebana. Protagonisti 2 uomini, poi divisi dall'intervento di altre 2 persone. All'arrivo dei carabinieri sul posto c'era uno dei protagonisti della lite, un 29enne di origine marocchina, trovato in possesso di un coltello da cucina e per questo denunciato. Durante un controllo i militari hanno scoperto dell'hashish vicino al monopattino utilizzato dal 29enne, sostanza stupefacente che ora le indagini chiamate a chiarire i contorni della vicenda dovranno anche accertare se sia riconducibile allo straniero. Domani al comando provinciale dei Carabinieri in via Cornarotta a Treviso le celebrazioni per il 212° annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. È l'occasione per un bilancio dell'attività svolta dai reparti sul territorio. Poco meno di 20.000 i reati denunciati nella Marca all'Arma dei Carabinieri nell'ultimo anno. Nel 25% dei casi è stato possibile, grazie alle indagini dei militari, risalire al responsabile. 6.846 le persone segnalate all'autorità giudiziaria, 384 arrestate, 6.462 denunciate in stato di libertà. Diversi fronti sui quali si è concentrato il lavoro dei carabinieri, dai furti alle rapine, dalle truffe ai maltrattamenti nei confronti delle donne. Particolarmente sentita dai cittadini la questione furti, circa 8.500, quelli rilevati negli ultimi 12 mesi in provincia di Treviso. I militari hanno identificato gli autori di 636 colpi, pari al 7,5%, superiore al dato nazionale del 6,5%. E dimostra che sì, c'è un'attività di contrasto anche nei confronti di questo fenomeno, sia nei furti in esercizi commerciali che nei furti in abitazione che in genere nei furti scoperti. Quindi sicuramente vale sempre la pena di denunciare, perché l'apporto del cittadino è sempre un apporto qualificato, consente anche noi di orientare meglio i servizi di prevenzione. Individuati gli autori di 163 furti in negozi su 687 denunciati, 234 le persone deferite all'autorità giudiziaria, 86 colpi in abitazione scoperti, 48 quelli con destrezza. Altrettanto significativa l'attività nel contrasto alle rapine
rapine con 100 episodi scoperti sui 165 denunciati, il 60,6%. Spiccano le rapine in strada che vedono spesso protagonisti giovanissimi. In 59 casi sugli 89 denunciati sono stati identificati i responsabili. Per quanto riguarda quelle ai danni di esercizi commerciali, 25 gli episodi denunciati, in 14 casi gli autori sono stati segnalati all'autorità giudiziaria. Poco meno di 4.000 le truffe consumate, di queste 826 scoperte, con un focus sui raggiri che vedono vittime gli ultra 65enni. Gli autori di 52 episodi su 619 denunciati sono stati identificati. Altro importante capitolo, quello del codice rosso, violenza domestica e di genere. 366 gli episodi che hanno visto l'intervento dei carabinieri con 132 misure cautelari. Oltre il 36% di casi di violenza di genere per cui abbiamo proceduto, che hanno portato all'emissione di misure cautelari da parte dell'autorità giudiziaria di Treviso, e questo significa che ormai si è creata una mentalità, un'attenzione, una capacità professionale, ovviamente sotto la direzione attenta sempre della Procura della Repubblica di Treviso, che comporta risposte immediate e qualificate. 3 cittadini egiziani sono stati denunciati dai carabinieri perché ritenuti responsabili delle molestie nei confronti di una 27enne sabato sera in Riviera Santa Margherita a Treviso. Era stata avvicinata da un gruppo di uomini tutti visibilmente alterati dall'alcol che avevano iniziato a molestarla rivolgendole apprezzamenti anche a sfondo sessuale molto pesanti con termini irripetibili. Lei, una ragazza di 27 anni, in passeggiata con il suo cane in Riviera Santa Margherita a Treviso, terrorizzata era riuscita a mettersi in salvo grazie all'intervento di un passante che, fingendo di conoscerla, l'aveva allontanata dal gruppetto, riaccompagnandola a casa. Ora, per quell'episodio in piena zona rossa, i carabinieri hanno denunciato per violenza privata 3 cittadini egiziani di 29, 22 e 24 anni. Quest'ultimo nelle scorse ore era stato arrestato dalla polizia per un episodio simile accaduto in via Roma. In quella circostanza il giovane aveva avvicinato 3 ragazze, anche in questo caso rivolgendo loro apprezzamenti volgari, finendo poi per aggredirle spruzzando dello spray al peperoncino. Il 24enne era già destinatario di un daspo urbano, è stato quindi denunciato anche per questo e nei suoi confronti è iniziato l'iter per l'allontanamento dal territorio nazionale. Il gioco dei bimbi bruciato al parco da un gruppo di vandali a Spresiano, ora è scattata la denuncia ai carabinieri. Rimane così per ora il gioco, inaccessibile ai bambini perché un gruppo di ragazzini ha deciso di bruciarlo, ma dopo la rabbia dell'amministrazione comunale ora è scattata anche la denuncia ai carabinieri. I vandali sono stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza. Il sindaco Marco Della Pietra aveva già spiegato che sarebbero stati chiamati uno ad uno con le famiglie e che i danni li avrebbero pagati loro. Ma ora la vicenda per i vandali si complica ancor più. Il comune, a mezzo della polizia locale, ha acquisito tutte le immagini delle telecamere, ne vediamo qua dietro dall'altro lato, e quindi sono state fornite completamente ai carabinieri e quindi procederemo anche a fare una formale denuncia a nome del sindaco. È una situazione questa che va avanti da diverso tempo, sono ragazzi minorenni e anche maggiorenni, residenti nel nostro comune ma anche da qualche comune fuori, e hanno pensato bene di arrivare al culmine danneggiando in modo irreparabile questa giostra. La giostra, per poter tornare fruibile dai più piccoli, dovrà essere sistemata. Adesso provvederemo, abbiamo già contattato la ditta che l'anno scorso ci ha fatto la manutenzione totale dei giochi per il ripristino, la messa in sicurezza, e quindi speriamo che poi queste situazioni non debbano più accadere, perché vanno a discapito dei nostri bambini che vengono qua a giocare e dell'intera comunità, perché abbiamo speso circa 135.000 euro l'anno scorso per implementazione di giochi nuovi e la manutenzione totale di quelli esistenti. I vandali, giovanissimi, quasi tutte le sere raggiungono i parchetti di Spresiano e a volte, forse per noia, danneggiano o sporcano beni della comunità. Non solo, ma ci spiega Mestriner, addirittura fanno in modo di spegnere il lampione così da rimanere al buio e non essere visti. Ci metteremo in contatto con le famiglie di questi ragazzi. Cercheremo di coinvolgere anche loro, perché è anche colpa loro se succedono queste situazioni, e potrebbe essere di farle fare durante il periodo estivo dei lavori socialmente utili per la comunità, vale a dire venire qua al parco, pulire il parco, raccogliere le carte o fare piccoli lavori che possono accrescere anche in loro un senso di responsabilità.
È il momento di fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Di nuovo in diretta con la politica, domenica e lunedì si vota il nuovo sindaco a Castelfranco, ballottaggio tra Maria Ghimenton del centro-sinistra e Luca Pozzobon del centro-destra, per loro l'ultimo appello. Ancora pochi giorni e Castelfranco avrà il suo nuovo sindaco o sindaca. I cittadini sono chiamati ad esprimersi al ballottaggio che vedrà di fronte il centrosinistra di Maria Ghimenton, alleata con Daniele Manente, e il centrodestra di Luca Pozzobon. I seggi rimarranno aperti nella giornata di domenica 7 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e nella giornata di lunedì 8 giugno dalle ore 7 alle ore 15. Ecco le prime cose che, se eletti, gli aspiranti candidati faranno per la loro città. Cercheremo di trovare appunto quello che deve essere l'inizio insieme di questo percorso, perché vogliamo farlo insieme, vogliamo creare una squadra che sia forte, unita su quello che è il bene di Castelfranco, quindi capire all'interno della macchina comunale come potenziare tutta l'energia che c'è, vedere quelli che possono essere magari anche le cose da migliorare, pensare anche a collegamenti di Castelfranco con le città vicine per trovare una nuova sinergia. La prima cosa che farò è puntare su almeno 3 azioni, che è quello di rivitalizzare il centro storico, non solo la piazza ma proprio il centro storico, lavorare sulla cultura, sulla sicurezza e poi su quel tema che continuo a spiegare sulla famiglia, sulle attività sportive, sui giovani e sugli anziani. Questi sono i temi principali. Non spacchiamo l'Italia ma facciamo l'interesse dei territori, le parole del Presidente del Veneto Alberto Stefani a Roma per la legge sull'autonomia differenziata. Intanto la Lega perde altri pezzi, se ne va il deputato vicentino Eric Pretto. E con l'autonomia noi non togliamo un euro a nessuno, chiediamo semplicemente di assumerci delle responsabilità in più, di poter rispondere al nostro territorio in prima persona, di farlo rischiando anche del nostro. Ma io credo che chi fa amministrazione pubblica, chi sceglie di fare amministrazione pubblica debba essere disposto a rischiare di più. Ripete spesso il termine responsabilità Alberto Stefani nel corso dell'audizione a Roma sul disegno di legge per l'autonomia differenziata, un passaggio atteso davanti alle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato riunite in forma congiunta. Sul tavolo in particolare le materie non coperte dai LEP, ovvero protezione civile, professioni, previdenza integrativa e coordinamento della finanza pubblica in materia di tutela della salute. Aumentare gli stipendi per il personale sanitario? Sì, lo riteniamo necessario. Garantire una maggiore previdenza per i nostri lavoratori? Sì, lo riteniamo necessario. Dare la possibilità a un presidente di regione di assumersi delle responsabilità per quanto riguarda le calamità naturali? Sì, lo riteniamo necessario, così come riteniamo fondamentale che la Regione possa includere i fondi sanitari integrativi nella spesa regionale e possa gestire i risparmi per quanto riguarda la spesa sanitaria nei confronti dei propri cittadini. Di fronte ai rilievi dei commissari, Stefani ritorna sul referendum del 2017 e su un concetto per lui fondante. Non credo che dire che questa riforma spacchi l'Italia sia la soluzione. Io credo che la soluzione sia piuttosto il contrario. Autonomia che resta a cavallo di battaglia della Lega che però perde i pezzi. Nelle ultime ore l'addio del deputato vicentino Eric Pretto in odore di provvedimento disciplinare, meschino e irricevibile, dice lui, parlando di una Lega rimasta senza linea politica. Una mozione per portare all'attenzione della Regione le richieste dei lavoratori dello stabilimento Electrolux di Susegana e chiedere lo stop ai licenziamenti annunciati dall'azienda. È l'iniziativa presentata dal consigliere regionale del PD Paolo Galeano, primo firmatario del documento sottoscritto dall'intero gruppo Dem. L'obiettivo indicato nella mozione è ottenere dall'azienda la sospensione delle procedure di licenziamento e l'avvio di un confronto per individuare soluzioni in grado di garantire un futuro allo stabilimento e chiudere positivamente la vertenza. Operazione Fiumi di Lega Ambiente sotto la lente di ingrandimento, lo stato di salute di Livenza e per la prima volta anche del Monticano. Buona la depurazione ma preoccupano gli altri inquinanti. Il fiume Livenza per Motta è vita perché fa parte della nostra cultura, della nostra società e della nostra economia, quindi
una grande attenzione da parte delle aziende e delle attività anche agricole nell'uso consapevole dei propri prodotti. Dopo Adige, Brenta e Po, per il 6° anno consecutivo, Operazione Fiumi di Lega Ambiente si occupa di mappare la salute dei corsi d'acqua veneti e sotto la lente di ingrandimento arriva il Livenza e per la prima volta anche il Monticano. Per tutto il mese di maggio i volontari hanno effettuato una serie di campionamenti alla ricerca di Escherichia coli, batteri fecali, glifosate e PFAS nelle acque dolci della regione grazie alla preziosa collaborazione di ARPAV che ha fornito le analisi. Il fiume risulta in buono stato di salute per quanto riguarda i batteri fecali, mentre permangono criticità sul fronte del PFOS lineare. Positiva la depurazione, un po' più critico invece l'aspetto legato all'inquinamento chimico. Infatti sono stati riscontrati dei livelli di superamento di PFOS lineare e di pesticidi, in particolare glifosate ed AMPA. Per quanto riguarda il PFOS, appartenente alla famiglia dei PFAS proveniente da fuori regione, la proposta è quella di un contratto di fiume del Basso Livenza per affrontare in sinergia tra enti e regioni coinvolte ogni criticità. Per quanto riguarda l'inquinamento da PFAS, lo abbiamo ricordato più volte anche oggi, è necessario un impegno anche da parte della Regione Friuli Venezia Giulia per ricercare le cause di questo inquinamento puntuale. Intanto con la stagione estiva alle porte si guarda al fiume Livenza anche da un altro punto di vista. La stagione estiva fortunatamente a livello di precipitazioni ci sta graziando, quindi non abbiamo grande richiesta dal punto di vista irriguo, tuttavia vediamo già dei cali sulle portate e un inizio di fenomeno di intrusione salina che arriva almeno fino alla salute di Livenza circa. Gli amici della bici di Cavriè partono il 9 giugno per un pellegrinaggio in bicicletta per raccogliere fondi per i bambini della scuola materna in memoria di Don Edi Savietto, festa finale il 13 giugno. Ciao bambini, guardate dove sono? Devo chiedervi scusa prima di tutto perché mi sono perso con tante robe stamattina e non mi sono connesso con la Zoom call all'ora che era prevista. Perdonatemi, sono un banana. Sono uno dei componenti di questo nuovo pellegrinaggio che assieme a Don Edi nel nostro cuore ci porterà sulle strade del Friuli, del Trentino e del Veneto. Facciamo un giro ad anello e ritorniamo a Cavriè. Una pedalata, anzi un quarto pellegrinaggio, come lo chiamano loro, attraverso Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia per ricordare la figura di Don Edi Savietto, il sacerdote missionario scomparso nel dicembre del 2023 in Brasile a soli 51 anni, mentre si trovava nella sua parrocchia a Pacaraima, al confine con il Venezuela. Un uomo che amava i bambini e la bicicletta e così gli amici della bici di Cavriè pedaleranno per ricordarlo e raccogliere fondi per la scuola dell'infanzia Baronessa Cattani. Partenza il 9 giugno davanti alla scuola con i bambini e ritorno il 13 con una grande festa finale a cui tutta la cittadinanza è invitata. Insieme a Luigi, Augusto, Pino, Mauro, Franco e Luca pedaleranno anche Edi e i bambini della materna. Non stiamo solo macinando chilometri tra queste nostre splendide montagne e vallate, ma ogni nostro passo ha un peso, un valore e uno scopo ben preciso, quello di sostenere e aiutare la scuola materna dell'infanzia di Cavriè. La scuola dell'infanzia non è semplicemente un edificio, ma una vera e propria seconda casa. In un'epoca dove le nostre comunità affrontano tante sfide, mantenere vivi e sostenuti questi presidi educativi è un dovere morale. È un atto d'amore immenso per il nostro territorio. La prima tappa sarà Motta di Livenza, dove gli amici si fermeranno per una prima preghiera prima del viaggio attraverso territori di grande bellezza. Questo pellegrinaggio che per noi è importante perché ci ricorda che qui per 8 anni c'è stato Don Edi che ci ha custoditi, ci ha aiutato a portare avanti il nostro intento di scuola dell'infanzia parrocchiale. Un'idea nata proprio dal Don che ispirerà ogni chilometro e per chi volesse donare sui social degli amici in bici di Cavriè si troverà anche il numero di conto corrente al quale poterlo fare. Nei nostri giri pomeridiani un giorno ha buttato lui l'idea del primo pellegrinaggio, andiamo a Roma insieme, siamo partiti io, Gianni e Augusto assieme a Don Edi. Don Edi è sempre stata una persona molto carica di vita, di entusiasmo, di energia. Lui è quello che ci ha insegnato tante cose, è quello che è stata sicuramente la nostra guida in questi anni.
Presentata ieri mattina l'edizione 2026 di 100 Orizzonti, in arrivo il 25 giugno con la prima data a San Zenone degli Ezzelini. È la 15ª edizione, sì, e siamo davvero onorati di essere il comune capofila. Un grande progetto di rete che attraversa i nostri paesi, i nostri paesaggi, che porta la cultura, le arti a far vivere il nostro territorio. Arti sceniche, luoghi, culture e comunità. Torna anche quest'anno 100 Orizzonti con il programma culturale Siamo Paesaggio. 10 date per un totale di 11 appuntamenti dal 25 giugno all'8 agosto nelle terre di Asolo, del Monte Grappa e della Castellana. Ad aprire il calendario sarà San Zenone degli Ezzelini. 8 comuni, 8 paesi in cui si terranno 10 appuntamenti diversi con artisti del teatro e della musica che proporranno lavori che hanno tutti a che vedere in qualche modo, in modo poetico, con un'idea di sostenibilità dedicata al genere umano. Teatro, letture sceniche, musica dal vivo, cinema, reading concerto sono solo alcune delle proposte pensate anche per le nuove generazioni. E qui il paesaggio non è soltanto una cornice, ma parte integrante del progetto. Lo dico anche da presidente dell'IPA Terre di Asolo Monte Grappa, un progetto che va adottato e che va portato avanti grazie anche al riconoscimento che c'è stato e c'è anche quest'anno della Regione del Veneto. È il momento delle notizie da Belluno e provincia. Il bilancio di un anno di attività dell'Arma dei Carabinieri in provincia di Belluno. Nel 2025 rispetto al 2024 i reati sono aumentati, ma Belluno è stata leggermente al di sotto della media nazionale. Il 78% dei reati commessi in provincia di Belluno è trattato dai Carabinieri, che il 5 giugno celebrano il 212° anniversario della fondazione dell'Arma. Lo fanno grazie alla loro distribuzione capillare sul territorio, che nel 2025 ha portato a quasi 30.000 servizi di controllo, 68 gli arresti, nessuno dei quali ha coinvolto minori, a differenza dei 5 eseguiti l'anno precedente, e 502 le persone, di cui 15 minori, deferite in stato di libertà. Particolare attenzione è stata riservata ai reati di genere e all'attivazione delle tutele per le fasce più deboli. Nei primi 5 mesi del 2026 sono stati già infatti attivati 20 codici rosso. A destare preoccupazione le truffe, spesso ai danni degli anziani, messe in essere con falsi agenti delle forze dell'ordine. L'andamento dei reati, dal punto di vista prettamente statistico, fa registrare un leggero calo del numero degli episodi registrati. E invece un aumento delle segnalazioni di quelle truffe che sono una grande preoccupazione, che però la gente sta cominciando a imparare a riconoscere. Esattamente, le segnalazioni stanno pian piano cambiando, sono sempre di più le segnalazioni di cittadini che anche sulla scorta dei consigli che gli abbiamo forniti ci segnalano dei tentativi di truffa che loro stessi sono in grado di sventare rispetto a fronte delle truffe consumate. C'è poi il disagio giovanile, vedi anche i fatti dei giorni scorsi, ma che comunque è considerato ancora marginale ed occasionale. Quello del fenomeno della devianza giovanile è un fenomeno globale. Belluno al momento non presenta ipotesi di allarmi, però c'è una grande attenzione e alcuni episodi hanno giustamente fatto aumentare l'attenzione sul fenomeno. L'Arma come contromisura, oltre a perseguire giustamente questo fenomeno quando ha una deriva di devianza e di delinquenza, è a fianco di tutte le agenzie informative per aiutare a coltivare una cultura della legalità. Quest'anno, più dell'anno scorso, quasi il doppio di incontri con le scolaresche, 3.300 allievi, studenti di ogni età, si sono incontrati con carabinieri in divisa per parlare di cultura della legalità, rispetto del prossimo e rispetto delle regole.
Incidente stradale lungo la strada provinciale 1 della sinistra Piave che ha coinvolto un'autovettura e una motocicletta in località Cesana nel comune di Borgo Valbelluna. Nello scontro è rimasto ferito il conducente del motoveicolo, un carabiniere che stava andando a prendere servizio. Sono intervenuti i vigili del fuoco e sanitari del SUEM che si sono impegnati nell'assistenza della persona rimasta ferita e la messa in sicurezza dell'intera area. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del caso. È la scuola su cui la provincia ha investito di più, parliamo del Negrelli di Feltre, ora i risultati di questo impegno. Sarà una vita completamente diversa quella che, con l'inizio del prossimo anno scolastico, aspetta in località Boscarizza, il Feltrino, ITT, Forcellini, Negrelli. 20 i milioni investiti. Dei 4 edifici previsti nel progetto, le 2 nuove palazzine dedicate all'insegnamento sono completamente in legno e quando vi si trasferirà il migliaio di studenti dell'istituto, nel rispetto di quanto previsto dei fondi PNRR utilizzati, si procederà con l'abbattimento dei vecchi edifici al cui posto verrà creato un giardino attrezzato. Lavori, peraltro, ancora però da appaltare. Il lavoro fatto in questi anni, chiaramente grazie ai fondi del PNRR, è un lavoro importante per la città di Feltre, per la provincia di Belluno, ma soprattutto per i ragazzi che poi lo frequenteranno. Insomma, ecco, credo che sia un intervento veramente riqualificante dell'offerta scolastica e sono convinto che più le scuole sono belle, accoglienti, funzionali, moderne e più poi l'utenza la utilizza, insomma, ecco, quindi credo che sia veramente un lavoro da fare partendo da qui, ma in realtà guardando anche a tutti gli altri istituti superiori che ci sono in provincia. Intanto c'è questa nuova struttura il cui fiore all'occhiello è sicuramente la palestra, destinata ad attirare come ora e più di ora studenti non solo del Feltrino, ma da tutta la provincia e anche da fuori, dando nuova vita allo stesso territorio su cui insiste. L'offerta, in questo caso scolastica, di qualità fa sì che sicuramente il cittadino si senta bene nel proprio territorio e quindi è sicuramente un vantaggio e un valore aggiunto che va preservato e bisogna partire da qua, non è un punto di arrivo ma è un punto di partenza anche per gli altri istituti. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio alla sigla e alle previsioni del tempo, buona serata.